Quel giorno è arrivato dopo un anno di sacrifici, chilometri, impegno per coltivare un sogno, conta la testa per metterci il cuore, per andare avanti. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Giraci, benvenuti al Comunale di Villarosa, provincia di Enna. Villarosa Calcarelli è la finale playoff del girone C di prima categoria siciliana, le due squadre più forti dopo la capolista Giraci ormai in promozione, il bel gioco contro l'esperienza e l'efficacia. Villarosa che vuole il double dato che si giocherà anche la semifinale di Coppa Sicilia contro il Melas, in data ancora da stabilire, con il ritorno in casa. Calcarelli con l'ambizione di tornare a respirare un altro calcio. Attenzione che chi vince oggi non sale in promozione ma affronterà le vincenti dei playoff del girone A e B, ovvero una tra Accademia Trapani e Petrosino e una tra Atletico Favare e Gemini. Giocano tutte in contemporanea. In caso di parità, tempi supplementari, se la parità rimane, passa il Villarosa per il miglior piazzamento in classifica, del secondo posto contro il terzo del Calcarelli. Le due formazioni ufficiali: Villarosa con il 4-4-2, Amico in porta in difesa da destra verso sinistra, lo dico, Di Blasi, Ferrara e Mardia, centrocampo Cimino, Camarà, Di Salvo e Caba. In attacco la coppia formata da Cordaro e Bangura, a disposizione di Mattia Polisi, centrocampista e vice allenatore perché Mario Polisi è squalificato, sta assistendo comunque al campo alla partita. Calcarelli che invece risponde con il 3-5-2, Conticelli tra i pali, Curella, Gnofo e Levantino in difesa da destra verso sinistra. A destra sull'esterno di centrocampo c'è Albanese, a sinistra pensa bene, gli interni sono Barone e Chiappara, in mediana c'è Marcolo Bianco, davanti tutta l'esperienza enorme di Zerbo e Guastella. L'arbitro del match è Alessandro Angelo di Marsala, assistito da Vincenzo D'Alberti ed Elisabetta Gianquinto, anche loro della sezione di Marsala. Atmosfera assurda in provincia di Enna, qui a Villarosa, fumogeni, tantissima gente a guardare questa partita che significherebbe la storia di entrambe queste società che hanno svolto un campionato avvincente in rimonta. Il Villarosa ha mantenuto il secondo posto lungo il girone di ritorno in maniera salda, del Calcarelli un po' altalenante ma sempre nelle posizioni alte di questa classifica del girone C di prima categoria siciliana. Li sentite i cori, c'è tutto il settore giovanile del Villarosa a bordo campo ad assistere alla partita con tanto di bandierine bianco-azzurre. Sarà una partita tutta da vivere e ve la proponiamo al fine di regalarvi tantissime emozioni anche da casa. Villarosa in maglia rossa, mentre il Calcarelli risponde con la tenuta bianca con strisce rosanero. Gli ospiti sono della provincia di Palermo e mantengono i propri colori della propria città, squadra della propria città, quella più importante, che oggi tra l'altro si gioca il primo turno nazionale dei playoff di Serie C a Trieste contro la Triestina. Ultimi check prima di iniziare e poi sarà Villarosa Calcarelli. Ultimi check da parte dell'arbitro, c'è un problemino nella porta alla destra dei vostri schermi, si sta risolvendo il presunto buco con l'assistenza dell'arbitro Alessandro Angelo di Marsala, dopodiché si comincerà. Dall'altro lato invece tutto regolare con il calcio d'inizio che avverrà tra poco. Villarosa che gioca la sua prima partita in questi playoff perché ha terminato il proprio campionato al secondo posto, dunque finale diretta, al contrario del Calcarelli che ha battuto il Castellano in semifinale 1-0, la rete decisiva di Chiappara verso la fine del primo tempo, un colpo di testa che ha battuto la squadra del Castellano, tra l'altro derby perché il Calcarelli gioca lì a Castellana al Comunale. Una partita molto sentita anche quella lì. Oggi a Villarosa per compiere il miracolo servirà soltanto la vittoria, perché in caso di pareggio, lo ripetiamo, passerebbe il Villarosa per il miglior piazzamento in classifica. Ultimi dettagli anche a bordo campo, molto teso Mattia Polisi nella panchina del Villarosa, vice allenatore, è il figlio di Mario Polisi,
Infatti ha soltanto 18 anni, compiuti da poco tra l'altro, quindi una responsabilità veramente grande di portare questa squadra al triangolare, in cui parteciperanno anche le vincenti del girone A e del girone B. Ancora si aspetta un altro po' prima di iniziare, e allora si parte tutti comodi. Inizia Villarosa Calcarelli, divertiamoci. Primo possesso palla del Calcarelli, che gira la sfera per Chiappara, proprio lui a decidere la sfida contro il Castellana. Recupera tutto però il Villarosa con Ferrari, il vice capitano, si va subito da Di Salvo, si va largo a destra con l'avanzata di Cava, cross basso in mezzo, libera la linea difensiva Gnoffo e il Calcarelli potrebbe ripartire. Pallone spazzato in avanti a cercare Zerbo, attaccante di assoluta esperienza in prima categoria, tantissime presenze nel panorama dilettantistico siciliano, con esperienze sia in eccellenza che in promozione. È veramente vicino a raggiungere le 100 presenze in prima categoria. Magari non ci riuscirà quest'anno, se vorrà continuare a giocare l'anno prossimo potrebbe realizzarsi questo suo obiettivo a 40 anni, classe 82, quindi la voglia e il cuore ci sarà sicuramente, almeno un minimo. È affiancato oggi da Giuseppe Guastella, classe invece 84, 38 anni, lui ha giocato anche in C2 con la maglia della Vibonese, era la stagione 2006-2007 nella seconda parte, anche tutta la stagione 2007-2008, 39 presenze e 2 gol nella vecchia ormai Serie C2 in Calabria. Lancio lungo in profondità a cercare l'avanzata da parte di Cordaro, il capitano del Villarosa, con il pallone che viene messo fuori. Arrivano i primi cori qui al Comunale e si andrà con la rimessa laterale di Salvo per Mardi, attaccato da Chiappara. C'è il fallo in attacco commesso dal Villarosa, calcio di punizione per il Calcarelli. La battuta sulla linea di difesa con la gestione di Levantino. Pallone in avanti verso Guastella, ma recupera tutto il Villarosa con Camarà. Adesso Di Salvo dietro da Mardi ad inseguire Cava, non ce la fa però. Rimessa laterale per il Calcarelli, Curella a cercare la testa dei compagni, trova quella di Cava, adesso Bangura subisce il contrasto, recupera il Calcarelli con Barone. Veramente bella. Guastella, questa cosa che per la punizione della sua battuta. Barriera a 2, sistemata da Amico. Ciao Salvo! Scava insieme a Mardi, il più pronto attualmente a ricevere questo pallone. La battuta di Guastella, posizione di mare, colpo di destro da parte di Bandura e altro tiro da parte di Barone. La conclusione che per la valutazione che magari l'appoggio di Guastella, cerca con la cross di Gioventino, la parata da parte di Polito.
fare in Bologna. Oh, consigliato! Ancora. No, consigliato. Io sono storico in categoria. Salutiamo Gianile. Ma che fischi! Ma cosa fischi? Oh, è una rosa. Guarda camara! Pallone in mezzo.
laterale per mezzo all'aria, lo va a disturbare così c'è sul petto da parte di Antonio Nito, segnato un gol incredibile prima della linea di centrocampo in occasione del quarto di ritorno per il Gerasi del Coppa Sofia. La cosa persa, la figlia d'andata, ha fatto un bel gol una volta per il cosa che aveva segnato il gol Canti Gerasi era la regola del gol trasferta della squadra Alessandro proprio in quell'occasione la rosa ha richiesto sta permettendo di seguire regolarmente
punizione per la caracca di Paolo Rimezzo, colpo di testa. Pensare un po' che non so se Paolo, ciao, sfasato.
Avvocata, signorina!
Vai Elisabetta! Allora, riflesso laterale la rosa che sul partito. La battuta per il salvo di prima 75 minuti chiapperà veramente La bandierina la butto per te. Porto la bandierina. Ma si colma nel nome. Stella.
vista della ripresa. Ah, ma c'è un barretto, un po' di più, ma ecco perché vogliamo sempre. La cosa gialla. La gestione Bravo Toni! Grande Toni! Oh, sente che ci vuole del primo tempo 0-0 tra Villarosa e Cancarelli nel playoff di prima categoria siciliana. Tante occasioni soprattutto per la squadra di Finiti, vantaggio con Cipino, è stato anche il sombrero di Gelli, poi è stato la conclusione data bravo, ha ragione Cancarelli che non ha trovato un vero e proprio tiro in porta, ma è stato avanzato il pallone alla fine bloccato da Amico. Quale sarà la ripresa, come sarà questa ripresa, anche con gli elementi della panchina che potrebbero acquisire oggi in casa Cancarelli manca di nuovo e iniziano giocando sul risultato, poi si è trasferito al Cancarelli oggi diversi assenti perché della Rosa ha Cimano dal primo minuto, infatti al suo posto giocare ci ritroviamo quando il quarto d'ora per il secondo tempo di Giulia Rosa al Canelli. Vabbè, ci sentiamo dopo.
Bravo, i giri un quarto. Ora sì, non so io, questa pagina adesso te la vedi? Non so questa pagina adesso. Inizia il secondo tempo di Villarosa Calcarelli, la finale playoff della girone C categoria siciliana 0-0 dopo i primi 45 minuti. In caso di parità supplementari, in caso di ulteriore parità passa il Villarosa per il miglior piazzamento nella stagione regolare. Ha finito al secondo posto la squadra di Polisi, oggi allenata dal figlio 18enne causa squalifica del padre, mentre quella di Tedesco al terzo posto, che ha battuto la Castellana in semifinale, si è eliminata l'accesso. Questa sfida in conclusione apre questo secondo tempo. Villarosa che è andato vicino al gol del vantaggio con Cimino, che un paio di tentativi da parte di Cordaro, tante prese dei due portieri, Sandro Monticelli, Calcarelli che se poco fa proprio ha avuto abbastanza largo per il campo. Villarosa che porta lo dico di Nasim Ferrara e Martini in difesa, Cimino, Camarà, salva il capo a centrocampo, Cordaro e Bambira sono i due attaccanti, risponde all'attacco con 3-5-2, Monticelli tra i pali, Curella Gnocco in difesa, se la prensa nel centrocampo, serve Costello davanti, Vai Elisabetta! Esperienza è stato anche ammonito diversi cartellini, specialmente lato Calcarelli, sono stati ammoniti Barone e Curella, lato Villarosa, la pallone per Pangurà. Passa lo scambio di Pangurà, Isacco, gira tutto dalla parte di Cava, deve avanzare, pensa bene, resta Merluzzo! laterale per Villarosa. Adesso non è al centro, poi c'è il tentativo di salto sul fondo. Bravo, collega.
ampio corto di Conticelli. Questo che è quello che fa i corsi di fronte a scuola? Non fa. Palermo, ha vinto. Giocatore che rimane a terra. L'arbitro è lì per dare un po' la situazione. Paolo, ti senti tutto da lui. La battuta bravissimo del calcio di punizione di Salvo a proteggere il pallone gestito lì sul fischio dell'arbitro. La punizione guadagnata dal Calcarelli. Questa è la battuta. Marco su destra, questo porta la prende, attenzione da parte di Marco Bianco. Occasione per il Calcarelli. Mettere paura a porta della Villa Rosa. Avanti ancora il Calcarelli nell'avanzata di Guastella, poi Cava va a finire giù, pensa bene in mezzo, Zerbo protegge, si gira in mezzo a tanti avversari, ancora Zerbo sinistro, cerca l'angolazione ma c'è allo stesso tempo la parata di Amico. Pallone verso Mardi, anticipato da Curella che va avanti anche contro Bangura. Bangura recupera il pallone a cercare di trovare Cimino, in mezzo a tre va giù. Calcio di punizione per il Villa Rosa, partita molto spezzettata da interventi fallosi, ammonizioni, non in questo caso. Adesso la chance per il Villa Rosa di riprendere con sé la partita. Lo dico. Lancio lungo e profondo verso Cordaro, palla troppo verso la zona esterna del campo con la presa di Conticelli. Curella con l'esterno a giocarla ancora una volta il Calcarelli con Albanese, ma c'è l'opportunità e l'uscita di Conticelli contro gli arrivi di Cordaro. Marco Lo Bianco al contrasto con Mardi, la lascia di salvo lui, tocca Marco Lo Bianco, una volta passato il pallone ancora il Villa Rosa però a gestire ma a perdere subito dopo. Guastella a terra, c'è il fallo fischiato dall'arbitro, ammonizione per Lodico nella seconda in casa Calcarelli casa Villa Rosa dopo quella rimediata da Cordaro. Punizione per i rosanero, si resta sempre sullo 0-0. Sono arrivati dei sostenitori da Castellana Sicola per
assistere a questo grande match, la battuta di Marco Lo Bianco verso la porta di Amico in due tempi. Pallone a centrocampo con Bangura. Di Salvo a trovare molto bene in maniera precisa Cimino. Scambio con Camara. Cimino temporeggia un po' perché ha Marco Lo Bianco davanti. Si ritorna dietro con Di Blasi per Ferrara. Lo dico, venuto poco fa. L'attacco di Guastella non basta. Pallone in profondità, alla fine preso da Levantino. In difesa a lanciare in direzione Guastella. Lancio lunghissimo verso la corsa di Albanese. Contro l'indicazione di La Rosa, un po' col braccio il controllo, si continua secondo l'arbitro, finisce giù Albanese, in questo caso non c'è fallo e si continua a far girare il pallone nel campo in terra battuta di Villarosa. Altro fallo fischiato con Camara protagonista. Punizioni da una parte e dall'altra. Di Salvo la lascia lì Cordaro per il tocco di Camara, pallone che stava arrivando a Cordaro, ancora Di Salvo. Bangura verso il centro, cade. Altro fallo, altra punizione. Sono già dei movimenti a bordo campo tra i giocatori del Villarosa che si sono andati a scaldare. Anche lato Calcarelli per le mosse dalla panchina che potrebbero arrivare. Barriera a 2 per Conticelli, non più, con la battuta di Salvo. Pallone in mezzo, colpo di testa liberale di Marco Lo Bianco, la presa di Chiappara. In lotta c'è anche Bangura, tutto ok per l'arbitro, ancora Guastella, non passa, invece sì, con quel tocco contro Di Salvo. Un nuovo recupero per il Villarosa, fa ricominciare l'azione. Lo dico, Di Salvo vuole la corsa di Mardilo, vuole più profondo, si affida verso l'interno del campo. Cimino contro Marco Lo Bianco, ancora Cimino lo ferma, alla fine molto bene Albanese, senza fallo. Il contatto con il pallone che viene a fermare tutto, poi il grande intervento difensivo di Blasi stava per risolvere l'avanzata di Zerbo, ma si continua a giocare. Guastella largo per Zerbo, lato corto, cross in mezzo, c'è Lo dico a rispondere con il braccio attaccato al corpo, poi duello Zerbo Lo dico, ma si continua per l'arbitro. Avanza Caba, passaggio verso l'interno, verso Cordaro, ancora Conticelli. Cordaro probabilmente non si è creduto più su quel pallone, invece Conticelli l'ha fatto un po' resuscitare dopo quel tocco abbastanza rischioso. Il velo di Guastella, lo scambio con Pensabene, finisce giù l'attaccante del Calcarelli. Il calcio di punizione. Calcarelli che sta per far entrare Emanuele Lo Bianco, fratello di Marco, che è partito titolare. Insomma, questa è la prima mossa di Tedesco. Ennesima punizione della partita. Guastella in mezzo, colpo di testa fuori. C'è stato un fallo in attacco dello stesso Calcarelli, esattamente con Curella, che ha provato nel colpo di testa prima, però si va con il cambio dentro. Emanuele Lo Bianco al posto di
albanese. Alla destra per un terzino destro, mossa offensiva per dare maggiore freschezza sulla fascia di destra e alzare un po' questo attacco. Volendo ci potrebbe essere un passaggio al 3-4-3 con Emanuele Lobianco largo a destra e poi Zerbo e Guastella che scalano verso sinistra. La battuta di questo pallone, colpo di testa che però favorisce il Villarosa. Si va con Cimino. Cimino segue il movimento di Bangura. Bangura fronteggiare gli avversari, c'è il tocco abbastanza provocatorio con il contrasto voluto, pallone buttato fuori. Si accendono gli animi, c'è anche un giocatore a terra sul cerchio di centrocampo. Doppio confronto. Gli assistenti di linea servono anche a questo. Ricordiamo che dai playoff c'è questa novità in prima categoria. Era rimasto a terra Marco Lobianco. Da qualche minuto sta giocando con il fratello Emanuele, tratto poco fa al posto di Albanese. Si procederà con la rimessa del fallo di poco fa. Stella si chiede ancora di chi è questo pallone. C'è la battuta del Villarosa per però il Calcarelli, che a sua volta con Levantino va dagli avversari. Tanto ci sono due palloni in campo, uno deve essere messo fuori per forza e si può andare dopo lo scambio di rinvii per giocare nuovamente. Di Salvo raddoppiato da Zerbo, lancio lungo, colpo di testa da parte di Levantino ad anticipare il suo stesso compagno. Si va con una rimessa laterale per il Villarosa. Bangura, Di Salvo, largo da Mardi che intanto se ne stava andando con la fascia di sinistra. Si aspettava il servizio da parte di Salvo. Non si va ancora avanti con un nuovo pallone basso di Blasi, non giocato benissimo, infatti il Calcarelli recupera e porta il pallone in orizzontale in mezzo al campo. Marco Lobianco a trovare Chiapara, il passaggio per Emanuele Lobianco, ha spazio per avanzare, l'attacco da dietro non è efficace da parte di Bangura. Emanuele Lobianco calcia fuori debolmente alla sinistra nella porta difesa da Amico. Continuano intanto i riscaldamenti a bordo campo, soprattutto lato Villarosa che ancora non ha effettuato cambi. Avanza Camara, approfitta della caduta di Emanuele Lobianco, stava per trovare Cordaro con il Calcarelli che se la cava in qualche modo. Marco Lobianco avanza sempre contro Bangura, un po' di trattenute del giocatore del Villarosa, si va dietro. Varone gira tutto al controllo di Guastella verso l'interno del campo. Guastella trova Mardi, anzi no, perché la fa passare il terzino del Villarosa, poi riceve comunque da Amico. La lascia lì il Villarosa con Cordaro, riceve nuovamente da Cava, 1-2, attenzione a Cava che va avanti, trovato in fuorigioco. Anticipo rischioso di Purella.
Calcarelli va a sinistra, l'alzata di Guastella verso Zerbo, c'è un aggancio preciso, l'appoggio di testa di Di Blasi per Amico. Ricordiamo che in caso di parità si va ai tempi supplementari, 2:15. In caso di ulteriore parità passa il Villarosa, giocata di Capa a sfidare Marcolo Bianco, il passaggio verso l'interno per Bangura, lo scambio ancora Capa, fuori gioco. La grande atmosfera qui al comunale di Villarosa continua anche quando la squadra di Polisi si vede fischiare in posizioni irregolari, come normale che sia per un pubblico di parte. Guastella, fronteggiare lo dico Guastella, pallone in mezzo, Amico. Si prende qualche secondo prezioso il portiere del Villarosa. Sbaglio lo dico, il pallone consegnato a Barone, trattenuto da Lodico, resiste Barone, si vede anche tirare i pantaloncini. Dopo un po' l'arbitro fischia fallo. Fischio io, dice l'arbitro su Guastella, che ancora deve andare alla battuta. Adesso sì, con il colpo di testa all'indietro di Zerbo. Si dispera un po' per quello che ne è uscito fuori. Intanto piove, probabilmente pochissimo. Prima la pioggia era maggiore, non seppur pesante. Il campo non è in condizioni buonissime. Nuova battuta di una nuova rimessa laterale con il Calcarelli però già in fuorigioco. Riprende il Villarosa, Cimino dietro la gestione di Lodico. Di Salvo, colpo di testa anche con il viso. Lodico lascia per Di Salvo, lancio lungo, attenzione a Cordaro che commette fallo su Levantino una volta che era riuscito a gestire il pallone con la schiena. Ancora Levantino, l'appoggio di Chiappara, tenta il tacco di Salvo, non ci riesce. Cimino in mezzo al campo per Bangura, sbaglia ancora il passaggio il Villarosa e Levantino con la finta di andare avanti si affida a Curella. Chiappara aggira molto bene il proprio avversario Camara, si va da Guastella, guarda chi c'è in mezzo, Guastella decide di andare fino in fondo, cross passo, è facile però per la difesa del Villarosa. Ancora il Calcarelli che sta spingendo di più decisamente rispetto al primo tempo. Una squadra che se perde oggi è fuori dal sogno promozione. Il movimento di Marcolo Bianco, riceve adesso in area di rigore, doppio passo, poi tiro alto. La giocata di Marcolo Bianco. Cimino, pressato tanto da Pensabene, si va dietro adesso Bangura, lancio lungo e profondo per Cordaro, sta avendo tanti palloni davanti a lui ma un controllo, una gestione regolare o comunque efficace ancora non è arrivata.
sta dando veramente tanto il capitano della Villarosa. A terra qui Cimino, il contrasto faccia a faccia, si alzano notevolmente gli animi. Ammonizione per Barone, ed è la seconda della sua partita. E intanto, lo dico, carica la propria gente. Barone in precedenza aveva ricevuto già il cartellino giallo. Ancora a parlare con gli avversari. E rimane ancora in campo. Rimane anche il dubbio. Caba, cross in mezzo a cercare Cimino di testa, l'esterno della rete, un passo in Villarosa dal vantaggio ancora con Leandro Cimino. Che cross di Caba. Vuole rispondere il Calcarelli. Il tacco di Pensa Bene, intervento fuori. Zerbo, pressato, si gira, poi va avanti contro Ferrara, conquista la punizione del Calcarelli. I cori del comunale. Vai Paolo! Barriera 2 per Amico. Tanta precisione per Amico tra i pali. Che chiede ai suoi compagni di spostarsi ancora un pochino. La battuta della punizione. In questo momento pallone che scorre, liberato subito. Pallone che arriva sotto la tribuna coperta dello stadio di Villarosa, che è veramente vicina al campo. Zerbo sfonda, il pallone viene giocato in avanti. Attenzione all'arrivo di Chiapara, che stava per calciare, ci è mancato veramente poco. Regolare Barone, ancora disponibile a giocare. Cordaro la lascia dietro. Camara allarga per Cimino. Bangura è rimasto giù. Si continua a giocare con Di Salvo contro l'arrivo di Curella, che fa male al proprio avversario. Subito battuta la punizione, tutto anticipato dallo stesso Curella. Verso il centro del campo Emanuele Bianco, doppio tocco, irregolare. Ormai oltre la metà della ripresa, è sempre 0-0. Lo dico, lancio lungo, sponda tentata con il tacco da Cordaro. Colpo di testa che non c'è di Guastella. Ancora Zerbo, lascia dietro per Guastella d'esterno, però non c'è nessuno nonostante la buona giocata. Mardi, pressato da Emanuele Lobianco, ed è rimessa per il Calcarelli. È stata questa la volontà della squadra di Tedesco.
perché l'arbitro l'aveva concessa al Villarosa. Sponda di Camarà, prende ancora il Calcarelli, adesso cerca di avanzare con Chiappara, niente da fare, Camarà rimane a terra, fallo commesso e nuova punizione. Entrambe le squadre vengono da 3 vittorie consecutive. Pareggio interromperebbe un po' questa striscia di risultati, ragione per cui lotteranno fino alla fine. Camarà intanto è a terra assieme a Bangura. Entrambi si rialzano. Con la punizione a favore del Villarosa. Ultimo quarto d'ora. Lancio lungo, Cordaro contro la pressione di Levantino. Pallone che finisce a Conticelli. Che anticipo di Bangura! Contropensa bene. Continua a giocare, ma Bangura è arrivato su quel pallone molto bene. Nuova alzata Camarà in area di rigore, si cerca il tocco favorevole con Cimino, è stato commesso fallo. Gamba alta, gioco pericoloso. Nel rinvio di Conticelli, Zerbo la vede arrivare, ma colpirla di testa è Ferrara. Sponda di Camarà, Bangura. Di Salvo, lunghissimo verso Cordaro. La gestione di Curella, attaccato da Cabba, c'è fallo, punizione, questa è interessante per il Villarosa. La panchina del team di Polisi chiede un cartellino giallo. Probabilmente ce n'è stato uno di troppo per Barone, che era già stato ammonito. L'arbitro forse non se n'è accorto. Ma intanto si resta sullo 0-0. Il Villarosa ha questa punizione. Cimino è pronto sul secondo palo ad attaccare. 2 grosse occasioni per Leandro Cimino, 18 gol in questa stagione. Spera di arrivare e superare i 20 in questi playoff. Va Di Salvo, pallone dentro, colpo di testa di Blasi, anche questo è andato vicino alla porta difesa da Conticelli. Il Villarosa attacca e conquista queste occasioni che sono un po' simili l'una con l'altra. Anche Cimino ha sfiorato il gol in questo modo. Cambio Calcarelli. Esce Curella. Al suo posto Castelli. Anche questo un cambio che non modifica tanto sul piano tattico. Con Castelli che si va a sistemare sul centro-destra della difesa rosanero. Il rinvio di Conticelli, stavolta ad aspettarla e a colpirla adesso è Zerbo. Attaccato Guastella, giù, regolare, lo dicono avanti, c'è spazio per Cimino. C'è il lancio lungo, Cordaro non la prende, il colpo di Blasi, l'aggancio di Barone. Il Calcarelli spazza fuori il più presto possibile.
rimessa laterale. Lo dico per Cimino. Gira tutto di Salvo per Mardi. Attacco un po' che non c'è di Emanuele Lo Bianco, la sponda di Camara, arriva anche Cabba, l'anticipo di Blasi, spazzare fuori. Mardi da Bangura, Camara guarda in mezzo, l'esterno, attenzione a Bangura che sta arrivando su questo pallone, il tacco dietro di Guastella, prende tutto di Salvo, gira da Cimino e da solo in area di rigore, colpo di testa in mezzo, altro colpo di testa, stavolta di Cordaro. Questa è la più ghiotta delle altre, ma è tutto fermo per fuori gioco. Sembrava essere costruita troppo bene questa azione per il Villarosa. Fermato ancora una volta Zerbo. Chiappara non c'è, allora Mardi. Passaggio in mezzo alle linee, non viene preso da nessuno. Viene preso dal Calcarelli che da Castelli va da Chiappara. Va avanti ancora una volta Emanuele Lo Bianco superando due difensori, pallone buono, pallone in mezzo, Zerbo fermato, non è fallo dopo l'intervento in area di rigore di Ferrara e si continua a giocare. Zerbo ha voluto le calce di rigore perché una partita come questa si può mettere in difficoltà in qualunque momento. Cordaro qui ha provato un altro stop con la schiena, ma ancora nulla per il suo Villarosa. Si va da una parte all'altra, l'uscita di Amico un po' non preventivata, trattenuta su Cabba, cartellino giallo, probabilmente consapevole di Blasi. C'è anche il cartellino giallo a Mattia Folisi, il vice allenatore del Villarosa. Deve stare attento anche lui perché già il padre è squalificato. Eventualmente in panchina per i biancoazzurri non ci sarebbe nessuno. Dunque altri gialli che escono dal taschino dell'arbitro. E batte il solito di Salvo, pallone in mezzo, stava per arrivare a Cimino, prova a levarla via il Calcarelli, poi Camara tira, è stato commesso un fallo in attacco. Poche occasioni ma nel complesso abbastanza importanti, soprattutto per il Villarosa. Bangura, aggancio, forse anche un lieve tocco con il braccio, si continua, lancio lungo verso Zerbo, colpo di testa di Di Blasi ma è lo stesso in difficoltà. Di Blasi la alza per Mardi, l'anticipo ai danni di Chiappara, ancora Camara, la girata, recupera tutto Marco Lo Bianco per il suo Calcarelli. Di Blasi cambia tutto verso Guastella, colpo di testa fuori di Lodico, nuova rimessa. Meno di 10 al termine, sempre 0-0. Guastella, Barone, prova la Veronica contro Bangura, si continua, tutto regolare. Allora parte Villarosa con l'avanzata di Cordaro, può andare lui, non c'è un vero e proprio inserimento, ancora Cordaro, c'è Bangura, la lascia lui, tira Bangura, era questa la sua intenzione, è scivolato sul più bello, stava andando a concludere con il sinistro, ancora di Salvo, c'è un giocatore a terra del Calcarelli in zona difensiva, lancio lungo per Cordaro, lato corto, Lodico più libero rispetto a tutti, Lodico mette dentro, pallone di Cimino verso il destro, Cimino, terra, simulazione di Cimino, ancora una volta non è calcio di rigore, anche l'attaccante del Villarosa ci ha provato e una volta alzato si prende la munizione Leandro Cimino. Quarto ammonito in casa Villarosa, dopo Di Blasi, lo dico, è Cordaro. Ed è soltanto punizione per il Calcarelli.
Si può andare, dice l'arbitro. Rinvio però direttamente fuori di Conticelli. Cambio. Alessandro Russo. E un altro per il Calcarelli. Esce Barone, ammonito probabilmente 2 volte. Al suo posto ingresso in campo di Russo. Questo sì che è un cambio offensivo. Entra un attaccante al posto di un centrocampista. Spinta in avanti per il Calcarelli con Russo. Forse la mossa del Villarosa potrebbe essere di quella di usare le proprie pedine in panchina ai supplementari. Vediamo un po'. Caba, c'è Bangura, la prende, se la allunga. Ancora Bangura, finta il cross, Bangura largo, c'è Caba, potrebbe calciare. Caba destro, verso la porta. Deviazione in calcio d'angolo con Levantino, che ha messo il pallone fuori. Calcio d'angolo per il Villarosa. Pallone sul primo, l'intervento di Cordaro. Il pallone finisce nella stessa zona in cui è stato battuto il calcio d'angolo di poco fa. La differenza è che però questa qui è una rimessa laterale. Camara di nuovo per Di Salvo, cross basso, meno convinto rispetto a prima. La prende Camara, lascia tutto a Cimino, potrebbe calciare sinistro, chiamato per Conticelli. Conclusione assolutamente non paragonabile a quelle di prima. Mardi, ancora il Villarosa avanti. Bangura, c'è spazio per andare. Ancora Bangura, si allarga Caba, passaggio sbagliato, ancora Bangura nel vincere le rimpalli, 2 volte tutto regolare. Cordaro, largo, Cimino, se la mette sul sinistro, deviazione, pallone di Conticelli, messo in calcio d'angolo. E poi Caba la mantiene, vuole giocare ancora. Caba non esce, Cimino stavolta sì. Villarosa che aveva in pugno il calcio d'angolo dopo la deviazione sia della difesa che di Conticelli. Un pallone che stava per beffare il portiere del Calcarelli. Entrambi i fattori in direzioni diverse. Poi Caba l'ha voluta giocare. È proprio il Villarosa ad avere, tra virgolette, la peggio. Cambio per il Calcarelli. Esce Zerbo, tanto sacrificio anche lui a voler tanti palloni, ma ne sono arrivati pochi. Al suo posto entra Giambona. A questo punto attacco a 3 con Guastella che si allarga a sinistra, Russo è il centrale, mentre a destra ci va proprio Giambona. Chiaparà per Marco Lobianco, avanza Guastella, un po' messo giù da Camara, tutto regolare, si continua a giocare. Di Salvo per Camara, Cordaro non l'aggancia, preso un po' in controtempo e riparte nuovamente il Calcarelli. Vorrebbe tanto il gol della squadra di Tedesco, ma è difficile colpire verso la porta di Amico che aspetta gli avversari con tanta attenzione. Bangura a lottare, la protezione e poi la spinta. L'arbitro che inizia ad intervenire. L'arbitro
battere la punizione al Calcarelli. Dopo l'intervento falloso di Pensabene, Marco Lo Bianco quasi da terra, quasi a trovare il fratello Emanuele, poi rimane giù. Sembrano crampi per Marco Lo Bianco. Ogni volta che il gioco viene interrotto inizia una nuova partita. Meno di 2 al recupero, punteggio inchiodato solo 0-0. Il Villarosa è la squadra che è andata maggiormente vicina alla rete, con Cimino 2 volte, tanti tentativi da parte anche di Cordaro. Marco Lo Bianco viene rialzato adesso. Sarà punizione per la squadra di Tedesco. Levantino fida la battuta a Conticelli. Si prende il tempo con accuratezza il portiere del Calcarelli. Il lancio verso Caba e Mardi. Adesso Bangura a gestire. C'è anche però Emanuele Lo Bianco. È rimessa Calcarelli. Viene incontro Guastella. Si va dietro da Marco Lo Bianco. Levantino. Lancio in fascia. Perso la corsa di Emanuele Lo Bianco. Ancora Lo Bianco per suo fratello Marco. Si gira ancora in fascia. Cross basso. Stava arrivando a Guastella. Ed è nuova rimessa Calcarelli. Battuta adesso. Il palleggio cercato da Guastella. Cross troppo largo. Sin da subito. Solo rimessa per Amico. Dentro il tempo di recupero. Si avvicinano i tempi supplementari. Il rilancio di Amico, perfetto per Caba. A sfidare Marco Lo Bianco, avanza Caba, supera il proprio avversario, non ce la fa Marco Lo Bianco a recuperare. Ancora Caba, è sempre lui a sfidare anche Castelli. Caba si ferma, ancora una sterzata. Caba verso il centro, cross, Conticelli a sbarazzare e a mettere in calcio d'angolo. No, perché il pallone viene salvato. E va avanti ancora il Calcarelli, l'anticipo di Salvo regolare. Ed è rimessa per i rosanero, ma è tutto fermo perché l'arbitro fischia la fine della partita. Si va ai tempi supplementari. 0-0 tra Villarosa e Calcarelli. Si andrà ai tempi supplementari. Una partita accesa. Il Calcarelli ancora 30 minuti di speranze. Villarosa che invece a suo vantaggio avrà tutti i cambi a disposizione, perché Mattia Polisi dalla panchina non ne ha sfruttati, nessun nuovo giocatore inserito dalla panchina, dunque saranno 30 minuti da vivere. Chissà chi la spunterà. Il Villarosa ci è andato vicino alla vittoria più volte. Il Calcarelli può sperare, può cercare il colpaccio qui nella provincia di Enna. Tra poco i tempi supplementari di questo Villarosa Calcarelli, sempre in diretta dal Comunale.
È ammocciato, l'ingoglio. È pronto a toccare con il modo, non è che così. Iniziano i tempi supplementari di Villarosa Calcarelli e la finale playoff del girone C di prima categoria siciliana. 0-0 dopo 90 minuti di tante emozioni, soprattutto con Cimino che ha avuto due grandi occasioni per sbloccare la partita. Villarosa che volendo si potrebbe accontentare del pari, perché con un pareggio passerebbe la squadra di Folisi. Il Calcarelli, se vuole giocarsi il triangolare con le vincenti dei playoff del girone A e B, deve per forza vincere. In caso di ulteriore parità non si andrebbe ai calci di rigore, ma passerebbe il Villarosa a causa del miglior piazzamento nella classifica finale del campionato nella stagione regolare. Villarosa che ha anche il vantaggio dei cambi, perché non c'è stato neanche un cambio per la squadra di Folisi, mentre il Calcarelli ha inserito pedine nuove. Dalla panchina proprio adesso a giocare il pallone Emanuele Lobianco, che allarga tutto, arriva a Giambona, pescato in posizione di fuorigioco. Tanti ammoniti inoltre nel corso della gara, lato Villarosa di Blasi, Lodico, Cimino e Cordaro, lato Calcarelli, Curella, Zerbo e Varone, anche con un doppio giallo sul centrocampista del Calcarelli. Cordaro non aggancia il recupero del pallone da parte della difesa rosanera. L'anticipo voluto da Mardi, si va avanti con un nuovo anticipo di Mardi in fallo laterale. Tantissimo pubblico qui al comunale di Villarosa, uno stadio riempito per l'occasione, per un evento che rappresenterebbe un pezzo di storia per la squadra della provincia di Enna. A maggior ragione il sogno verrebbe alimentato ancora di più lato Calcarelli, perché parliamo di una frazione di un comune della provincia di Palermo, una frazione di Castellana Sicula, che conta praticamente 600-700 abitanti. Rimessa laterale Villarosa con Mardi, colpo di testa di Bangura, non c'è nessuno però a prenderla, e allora ci pensa Chiappara ad avanzare. L'anticipo di Giambona, tutto regolare, avanti Giambona, c'è spazio, se la mette sul sinistro, esce Amico, ma soprattutto la grande scivolata di Ferrara. Rimessa Calcarelli, battuta immediatamente, si cerca il cross, eccolo qui, lunghissimo in area di rigore. Amico, parte qualche presa in due tempi, una partita abbastanza sicura per il portiere della Villarosa. Invece è stato Conticelli a rischiare di più con quei palloni che sono soffiati a lato dei propri pali. Mardi, incitato dal pubblico che praticamente sta al suo fianco, uno stadio molto all'inglese se vogliamo, quello del comunale di Villarosa, con il pubblico praticamente attaccato al terreno di gioco, c'è soltanto la grata a dividere le due parti. Caba in fascia, pressato da Castelli, che mantiene il pallone in campo, e per Ferrara, pressato ancora una volta da Caba. Castelli verso Emanuele Lobianco contro Bangura, c'è però
l'animo che si innalza per Emanuele Lo Bianco, che una volta sentito l'urlo nel comunale di Villarosa si è messo anche a ridere, un po' a provocare la gente che oggi è sua nemica. Di Salvo anche ad allargare le braccia nel tentativo di recupero del pallone. Bangura, largo da Kaba, può avanzare, c'è tanto spazio. Kaba, verticalizzazione che stava per funzionare in direzione Cordaro. Proprio il capitano del Villarosa a recuperare il pallone, ma oltre la linea dei difensori. Ennesimo fuorigioco del match. Ci sono anche i due assistenti per l'arbitro, esattamente Vincenzo D'Alberti ed Elisabetta Gianquinto di Marsala. Ai playoff di prima categoria c'è questa novità per rendere il tutto più preciso, per garantire una promozione tra virgolette veritiera alle squadre che se lo meritano, dato che il lavoro di un arbitro è veramente duro, una partita da gestire, deve essere praticamente soli contro tutti. Fallo conquistato dal Calcarelli con la caduta di Marco Lo Bianco. Dunque punizione per i rosanero. Va Guastella verso il centro dell'area, il colpo di testa provato da Di Blasi. Levantino, largo, c'è questo cross lunghissimo provato da Pensabene, finisce fuori. Ovviamente il Villarosa se la prende comoda quando si tratta di rinvii dal fondo. In questo caso Amico a cercare Cava anticipato subito da Castelli. Mardi a proteggere contro l'attacco di Emanuele Lo Bianco che si prende il pallone, va in mezzo a superare anche Di Blasi. Emanuele Lo Bianco resiste, pallone dentro, deviazione che non c'è e poi libera tutto Toni Lodico. L'appoggio di Cimino verso Bangura, pallone perso, fallo commesso dal giocatore del Villarosa, punizione Calcarelli, stavolta in direzione più centrale rispetto a quella battuta poco fa da Guastella. Anche il pubblico invita Mattia Folisi a fare qualche cambio lato Villarosa. Ricordiamo che il Villarosa gioca con questi 11 uomini dal primo minuto. Il fatto dei cambi può essere un vantaggio, ma allo stesso tempo è uno svantaggio avere forze meno fresche, al contrario del Calcarelli che di cambi già ne ha fatti 4 con gli ingressi di Emanuele Lo Bianco, Giambona, Russo e Castelli. Punizione per la squadra di Salvatore Tedesco. Parte la battuta di Guastella, pallone che scorre, preso da Amico. Il rinvio sulla testa di Marco Lo Bianco, colpo di testa anche di Cordaro, la va a prendere Cava. Adesso, dopo il passaggio di Camara, Cava a sfidare gli avversari, ancora Cava, cross sul secondo palo verso Cimino, colpo di testa verso la linea di porta, gol non gol, nel dubbio ha salvato Di Blasi, ancora a 1 millimetro, anche meno, dal vantaggio il Villarosa, sempre Leandro Cimino, fallo e cartellino giallo per il Villarosa. Ammonito così Cava, cartellino rosso estratto dall'arbitro. Per Cordaro, che era stato ammonito
anche in precedenza, esce così dal campo. Comunque vada con gli applausi Cordaro, il capitano della Villarosa, che ha concesso la fascia a Ferrara. Possibile svolta del match. Mattia Folisi, anche lui viene allontanato, espulso dalla panchina, anche lui aveva ricevuto il cartellino giallo. E Villarosa praticamente con una gestione tecnica un po' improvvisata. Vedremo un po' come finirà questa partita, che sta avendo tutto tranne che i gol. Recupero Calcarelli, che ci crede adesso, Emanuele Lo Bianco largo da Castelli, passaggio troppo lungo. Cambio Villarosa, è il primo della partita e siamo ai tempi supplementari. Esce dal campo, lo dico, uno tra i tantissimi ammoniti. Al suo posto entra Livolsi. Villarosa dunque in 10, che si gioca tutto anche per pareggiare questa partita e passare il turno in questi playoff. Avanza Bangura, non la riceve Mardi, Bangura va ancora avanti, Caba a fermare tutto il Calcarelli con il contrasto. Va avanti Emanuele Lo Bianco verso il centro, fischio dell'arbitro, punizione. Meno di 5 alla fine del primo tempo supplementare. Levantino per Marco Lo Bianco, lancio lungo, profondo verso l'area di rigore. A schiacciare di testa la difesa, la squadra di casa. Bangura, c'è soltanto Caba in avanti, attacca Caba, punta gli avversari e prova a superare Castelli. Ancora Caba, si deve fermare perché Castelli ce l'ha. Doppio passo cercato da Caba, le finte, cross dentro quasi da fermo per un colpo al volo cercato da Villarosa. Camara, calcia Camara, Conticelli. La potenza c'era, non del tutto, la traiettoria era comunque centrale per il portiere del Calcarelli. Si va avanti, squadre larghissime, non la va a prendere Russo, era in posizione favorevole ma c'è un giocatore a terra che l'arbitro non vede. Si tratta di Emanuele Lo Bianco. Intanto c'è il secondo cambio pronto lato Villarosa, vedremo se andrà alla battuta di questo rinvio tra pochissimo. Si alza anche dalla panchina Laudani, ma prima di tutto c'è il rilancio per Amico, colpo di testa tra Caba e Castelli. L'arbitro vuole un po' d'attenzione con Caba che è rimasto a terra. Per il Calcarelli è sicuramente il periodo della partita in cui la calma deve regnare, perché con gli avversari in 10 ha la possibilità di effettuare il colpaccio. È anche vero che di occasioni non ce ne sono tantissime. Calcio di punizione. Parte di Salvo a cercare Bangura, colpo di testa quasi all'indietro da parte di Castelli, la va a prendere Bangura, finta, ancora Bangura, ce l'ha sul sinistro, deve andare sul destro, scarica da Caba, si fa vedere Camara,
Camarà vuole accentrarsi, Camarà riesce a calciare, ma la conclusione è subito respinta da Marco Lobianco. Ancora Bangura, nuovo muro, Mardi deve tornare indietro a riprendere il pallone, ma il Calcarelli continua il proprio pressing, la propria partita con Emanuele Lobianco un po' irregolarmente. C'è un altro cartellino giallo per il Villarosa uscito per Di Blasi, lui era stato ammonito pure e dovrebbe essere espulso. Altro giallo. Stavolta lato Calcarelli. La munizione ricevuta da Marco Lobianco. Siamo intanto nel tempo di recupero del primo supplementare. Va Castelli. Due di recupero. Arbitro che un po' va a calmare la situazione vicino al limite dell'area di rigore. Cambio Villarosa con l'uscita di Salvo, il metronomo del Villarosa, che abbandona così la partita. Al suo posto Alessio Folisi, fratello di Mattia Folisi, vice allenatore espulso, figlio anche lui dell'allenatore principale, ovvero Mario. Lancio lungo, colpo di testa a liberare da parte di Blasi, ancora a rincorrere il pallone Emanuele Lobianco. Siamo ormai oltre i 2 di recupero di questo primo tempo supplementare. Marco Lobianco attaccato da Cava, va dietro il giocatore del Calcarelli per il lancio di Levantino, il pallone scorre, rispedito in avanti. Bangura vuole il possesso, si cerca anche di conquistare il rimpallo a favore. C'è la fine del primo tempo supplementare. A sua volta il Villarosa è sempre più vicino a passare il turno in questi playoff, perché alla squadra di casa basta il pareggio, dato il miglior piazzamento nella classifica finale di questo girone C di prima categoria siciliana. Il Calcarelli è ancora vivo, rimane a galla nonostante le pochissime chance verso la porta avversaria. Ingressi dalla panchina non hanno prodotto tantissimo, ma comunque si continua a giocare, si continua a lottare in un ambiente che per i rosanero è praticamente tutto contro. Tra pochissimo il secondo tempo supplementare di questa finale playoff, sempre più bollente.
satana. Signor Mario, è attivo il microfono. Ma guarda che poi se sta lì nel che prende la macchinetta. Sì, coro, Vanessa, una foto! Una foto! Niente ci fa, c'è il giubbotto. Alza. Paolo, girati per la foto. Paolo, c'è la foto, Paolo. Forza Resuttano. Forza Resuttano. Inizia il secondo tempo supplementare di Villarosa Calcarelli. Ci si gioca l'accesso al triangolare playoff di prima categoria siciliana contro le vincenti dei playoff del girone A e del girone B. È passata l'Accademia Trapani, ha pareggiato 1-1 contro il Petrosino. Per il miglior piazzamento la squadra trapanese è passata invece nel girone B, ha vinto il Gemini, il colpaccio in casa dell'Atletico Favara per 2-1. Manca ancora il verdetto tra Villarosa e Calcarelli. Fallo voluto dal Calcarelli, che comunque batte la rimessa laterale. Marco Lo Bianco ad allungare il pallone in profondità, non c'è nessuno dalla panchina, sta per entrare Salvatore Tedesco, allenatore del Calcarelli, si sta sistemando, entrerà con la maglia numero 18. Una mossa veramente coraggiosa per portare a casa questa finale playoff, per andarsi a giocare il triangolare contro Accademia Trapani e Gemini. La scivolata alla fine vittoriosa per il Calcarelli. Nel caso di parità passa il Villarosa perché si è piazzato secondo. Attenzione all'avanzata di Guastella, non va a calciare perché c'è l'intervento decisivo in difesa. Calcarelli con Ferrara e si va ancora dietro. Attenzione all'attacco di Bangura, passaggio dietro, partita che sembra essere cambiata dopo il rosso a Cordaro, capitano del Villarosa, ha lasciato la propria squadra in 10. Villarosa che non è neanche con il vice allenatore in panchina, era Mattia Folisi che oggi sostituiva suo padre, attualmente squalificato. E adesso ci sarà il cambio per il Calcarelli, classe 70. Salvatore Tedesco ammonito intanto un membro della panchina del Calcarelli, ovvero Ventimiglia, uno dei dirigenti della squadra rosanero. C'è un cambio pronto da entrambe le parti. Con l'ingresso in campo di Salvatore Tedesco, allenatore del Calcarelli. Esce Gnoffo, entra Salvatore Tedesco. Allenatore e adesso anche giocatore del Calcarelli. Entra anche Cocimano, lato Villarosa, non era al meglio, si sta riprendendo piano piano dalla febbre che ha avuto negli scorsi giorni, adesso è pronto per ricevere il primo pallone, invece no, perché c'è Marco Lo Bianco. Tutto fermo però, con il fischio dell'arbitro sarà punizione prima, adesso sarà rimessa laterale per il Villarosa. La battuta di Mardi.
Avanza ancora Cocimano, è suo questo pallone. Cocimano prova ad andare avanti, proprio Tedesco a lamentarsi del probabile fallo. Marcolo Bianco, il pallone è per Tedesco. Ancora Tedesco verso il centro, sbaglia il passaggio, però non c'è la gestione da parte di Alessio Polisi che recupera nuovamente il pallone. Adesso sì, e può andare avanti il Villarosa. Cocimano, si allarga Camara, la voleva ricevere Alessio Polisi che si propone in avanti. Adesso Caba, avanti Caba, passaggio in avanti, Alessio Polisi, posizione regolare, tira col sinistro, invece no, era fuori gioco, era scivolato al momento della conclusione. Nuovo cambio in arrivo lato Villarosa, ovviamente si esauriscono strada facendo in questi tempi supplementari. Il Calcarelli all'assalto della porta, difesa da Amico, vuole tanto il passaggio del turno alla squadra di Tedesco, fuori gioco anche per Russo. Vedremo un po' se ci sarà adesso il cambio per il Villarosa. Sembra proprio di sì. Esce Cimino. È stato lui il più pericoloso dei 90 minuti e più di testa e con il piede a sfiorare la traversa e il palo. L'ingresso in campo da parte di Laudani, questa è una mossa difensiva da parte del Villarosa. Fuori dunque anche Cimino, il bomber della squadra di casa. E adesso il Calcarelli vuole continuare ad attaccare, vuole continuare ad avere la partita dalla sua parte. Serve però un tiro verso la porta di Amico. Lancio lungo, la corsa di Cocimano. Attenzione al retropassaggio per Conticelli. Villarosa con il 4-4-1, data l'espulsione, lo ricordiamo, di Cordaro, il capitano. Mentre sembra un 3-2. E poi del resto sono attaccanti, lato Calcarelli, per cercare di conquistare questa vittoria. A terra Cocimano dopo l'intervento falloso di Chiappara. Ed è calcio di punizione per la squadra in maglia rossa, il Villarosa. La battuta di Camara, largo da Caba, prova anche a palleggiare, va verso l'interno Caba. Adesso il pallone ce l'ha sul sinistro Caba, nuova sterzata, ne ha ancora, cerca il cross Caba, respinto da Marcolo Bianco e rimessa laterale. Si è veramente vicini. Al calcio d'angolo. Mardi verso il centro, Marcolo Bianco a rispondere, c'è anche Caba. Il passaggio di Laudani sempre per Caba. Verso il centro, Caba sterza sul destro, messo giù. Ancora una volta nessun calcio di rigore secondo l'arbitro. Cocimano a resistere alla marcatura. Si rimane da quelle parti. Rimessa laterale Villarosa. Mardi verso Cocimano, il colpo di testa di Castelli, si va dietro
il pallone è di Camara in mezzo a tante maglie bianche, il passaggio per Cocimano, si deve girare, cade a terra, tutto regolare, riparte il Calcarelli sul cerchio di centrocampo, pallone profondo verso la corsa di Emanuele Lobianco, troppo largo però per andare verso il centro. Sembra quasi una finale di Coppa Sicilia, in realtà ci si gioca soltanto l'accesso al triangolare playoff tra le vincenti dei primi 3 gironi di prima categoria Sicilia. Alessio Polisi alza il pallone a cercare anche i movimenti di Cocimano, alza lo stesso, pensa bene, va giù Russo che guarda l'arbitro un po' incredulo dopo il rialzo da terra, ma continua a non esserci nulla. Forse un po' strano il fatto che siano state tante le opportunità in piena area di rigore, tante cadute e nessun rigore, però oggi c'è anche l'intervento degli assistenti. Attenzione a Capa, posizione regolare per il tiro, che alla fine è stato un cross verso il secondo palo a cercare Alessio Polisi. L'alzata di Chiapparà, cercava lo scambio, il giocatore che ha deciso la semifinale playoff contro il Castellana nel derby. Ancora Chiappara anticipato, si alza questo pallone, cerca di metterlo giù, il Villarosa non lo vede più arrivare, Livolsi, poi altro fischio dell'arbitro con la punizione per il Villarosa, che per quello che ha creato meriterebbe di più il gol. Attenzione all'espulsione, perché il Calcarelli rimane in 10 anche lui, e adesso c'è la parità numerica, l'espulsione proprio per Chiappara, dal decidere la semifinale playoff all'espulsione in finale. Anche il Calcarelli in 10 uomini. La squadra di Tedesco non ha approfittato tanto della superiorità numerica dopo il rosso a Cordaro. Adesso è tutto in parità anche sotto questo punto di vista. Punizione Villarosa con Camara. Cocimano. L'attacco da dietro di Levantino, l'alzata di Cocimano sempre verso il pallone. Gli occhi suoi e del suo avversario, a terra ci va Levantino, calcio di punizione. Calcarelli con Levantino che si tocca la zona del ginocchio destro, non sembra essere però nulla di grave, infatti anche l'arbitro Alessandro Angelo di Marsala si assicura delle sue condizioni. La punizione di Conticelli, profondissima, pallone addirittura nell'altra area di rigore, spazza via il Villarosa. Marco Lobianco, sombrero, colpo di testa a rispondere della squadra in rosso, tiro da fuori di Cocimano, Conticelli fuori dai pali, ma la conclusione comunque imprecisa. Attenzione, perché una conclusione del genere, se indirizzata bene verso la porta, potrebbe essere un colpo grave per i propri avversari. Liscia il pallone, Livolsi lo vede scorrere Tedesco e si va a prendere la rimessa laterale. E invece calcio d'angolo, siamo in quella zona. Sembra esserci Tedesco la battuta.
Allenatore, giocatore del Calcarelli. Pallone messo in mezzo, colpo di testa a liberare da parte del Villarosa. Altra conclusione provata da Castelli. Si resta in avanti con il pallone gestito dalla squadra rosanero con Emanuele Lo Monaco. Il passaggio dietro per il lancio lungo, si tenta la sponda da parte di Russo. Caba attaccato anche lui da Giambona, arbitro che interviene e dà la punizione al Villarosa. Risparmiato il cartellino giallo, ancora a terra Caba. Due minuti di recupero, gli ultimi a favore al momento per il Villarosa. Attenzione perché c'è un altro rosso per Ventimiglia, il dirigente del Calcarelli, anche lui allontanato. Continuano le proteste di Ventimiglia, che deve andare da una parte all'altra del campo per uscire. Le proteste pagano, questo è il risultato con il cartellino rosso. Di conseguenza Levantino e Guastella vanno a parlare con l'arbitro. Si riprenderà con un calcio di punizione per il Villarosa. Sono stati dati 2 minuti di recupero, ma praticamente non si sono giocati, siamo già al secondo. Calcio di punizione sul corpo dell'avversario tedesco, le fitte di Tedesco, ancora il pallone, lo perde, riparte il Villarosa. Alessio Polisi prova a lanciare in profondità Laudani, Conticelli che si porta il pallone al piede con la faccia verso la porta, con l'avversario ad attaccare praticamente alle sue spalle e con tantissime tonnellate di rischio. Caba la alza ma il pallone era già uscito. Fallo laterale per il Calcarelli. Guastella affida la rimessa a Castelli. Intanto tutti i tifosi del Villarosa si iniziano a sistemare a bordo campo perché la partita sta finendo. Un pareggio darebbe il passaggio del turno al Villarosa. Si continua a conquistare rimesse laterali per il Calcarelli. Ci sarà la battuta lunghissima di Levantino. Eccola qui, in mezzo all'area, colpo di testa libera di Cocimano. I tifosi del Villarosa vogliono soltanto il fischio finale di questo match. Il Villarosa continua a difendersi, il Calcarelli ad attaccare. Altro pallone spazzato, c'è addirittura Conticelli che va a gestire il pallone a centrocampo. Occhio all'attacco di Caba, lancio lungo, c'è Amico che esce, la lascia scorrere con tutta la tranquillità di questo mondo. Si aspetta solo il rinvio per Amico. Ovviamente il Calcarelli invita i propri avversari a sbrigarsi. Amico rilancia verso Caba, triplice fischio, il Villarosa passa il turno dopo lo 0-0, dopo i supplementari contro il Calcarelli. Tutti ad abbracciare il vice allenatore del Villarosa, ovvero Mattia Polisi, che ha preso il posto di suo padre. È stato espulso il 18enne, ha condotto questa squadra fino alla sofferenza più totale, a conquistare il triangolare contro Accademia Trapani e Gemini. È entrato in campo addirittura l'allenatore principale del Villarosa, Mario Polisi, a ricevere i batticinque dei suoi sostenitori, dei suoi compagni, del suo staff tecnico. E il Villarosa può girare così il passaggio del turno.
Esce un Calcarelli che ha lottato fino alla fine, non ha avuto tantissime occasioni, ma è restato lì a conquistare palloni. Poi ci sono state anche le espulsioni, l'esultanza di Lodico rabbiosa, l'abbraccio con Mattia Polisi e si aspetta soltanto questo, l'urlo verso i propri tifosi. Ve lo facciamo ascoltare. La gioia di Villarosa, provincia di Enna, che accede così al triangolare playoff tra le vincenti dei primi 3 gironi di prima categoria siciliana. I sorrisi di una squadra che ha dominato sul bel gioco all'interno della stagione regolare, si è qualificato in finale playoff dopo il secondo posto, ha lottato contro il Calcarelli che a sua volta aveva battuto il Castellana nel derby in semifinale. Adesso è conquistata questa finale, la rabbia di Mario Polisi e di tutta Villarosa, che può esultare dopo 120 minuti di sofferenza. C'è addirittura lo spumante per festeggiare questo passaggio del turno. Una festa che a Villarosa non si fermerà più a questo punto, con la squadra di Polisi che continua ad esultare. Eccolo qui lo spumante dettato a tutti i giocatori e allo staff tecnico. Adesso la prossima partita sarà mercoledì 18 maggio alle ore 16:30 contro il Gemini a San Giovanni Gemini, la prima del triangolare playoff. E poi la sfida qui in casa contro l'Accademia Trapani domenica 22. Gli applausi anche per il Calcarelli, anche sportivi da parte del pubblico di Villarosa. Insomma, non si finisce più di gridare, di gioire, di essere felici. Addirittura c'è anche l'infortunato Dabo in stampelle ad abbracciare i compagni. Lui non ha potuto giocare oggi perché si è procurato dei punti al piede dopo la vittoria pergosa contro il Sant'Anna Enna. Continua la festa a Villarosa, continuano le urla fino a sgolarsi da parte di Tony Lodico e continua a finire lo spumante che praticamente sta andando più a terra che in gola ai giocatori del Villarosa. È tutto dal comunale, grazie dell'attenzione e un saluto da Salvo Geraci.